message from the Italian Public Alert System. It will alert you in the event of a major emergency launch operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire. È andata complessivamente bene, ma lo diciamo sulla base delle osservazioni che abbiamo fatto ottenute dalle squadre su tutto il territorio, circa 50 postazioni in piazze, ospedali, stazioni ferroviarie, supermercati, ipermercati, sull'Etna anche su Stromboli, diciamo un centinaio tra funzionari, anzi di più di 100 tra funzionari e volontari che hanno monitorato le reazioni della popolazione all'arrivo del messaggio e hanno anche raccolto le impressioni. La gente è sufficientemente informata, anche i turisti, anzi i turisti forse più preparati dei siciliani all'arrivo del messaggio. Poche scene, anzi nessun momento di panico, di confusione, semmai qualcuno infastidito, un no IT alert infastidito dal messaggio, e si sono verificati diversi casi tuttavia di mancato arrivo del messaggio o di arrivo dopo mezz'ora, addirittura qui in sala operativa per i telefoni di certi operatori è arrivato dopo un'ora, quindi alcuni operatori in effetti hanno avuto dei problemi. Comunque complessivamente riteniamo che il numero di messaggi non arrivato, dei segnali arrivati, sia stato intorno al 10-15%, per cui l'esperienza è assolutamente positiva, ma questo numero servirà a migliorare ulteriormente.